Ha rubato 2.000 euro dal borsello del marito di una paziente che stava partorendo al Cafoncello, identificata e denunciata l'ostetrica cinquantenne alle indagini della squadra mobile. La storia di una giovane donna che dopo 14 anni di maltrattamenti ha deciso di denunciare il marito, ma si è dovuta rivolgere a un'associazione per avere supporto. Arrestato 2 volte in 48 ore, già processato e rimesso in libertà un 19enne ha tentato di rubare nuovamente delle auto, ora è rinchiuso in carcere. Lavoro in nero e sfruttamento, questa mattina in prefettura Treviso la presentazione del rapporto Moressa sull'economia dell'immigrazione, i colli del Prosecco a rischio agrimafia. Caso di TBC in un istituto superiore di Treviso, stamani i sanitari del SUEM hanno sottoposto studenti e docenti, 180 persone in totale, al test Mantù. Domani nella Marca, in Veneto, lo sciopero generale indetto dalla CGIL contro la legge di bilancio interesserà tutti i settori pubblici e privati, annunciati disagi dalla scuola alla raccolta rifiuti. Perturbazioni in arrivo, la provincia fa scattare il piano neve anche quest'anno con l'avvicinarsi dei festeggiamenti per il Capodanno. Il sindaco di Treviso Conte ha firmato l'ordinanza antibotti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring. Questa sera dedicato a un tema di strettissima attualità, multe in base al reddito. È la proposta, come sapete, al vaglio del governo, la proposta formulata dal vice premier Salvini. Se sì, 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre gratuita, l'esito questa sera con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15. Dicevamo la cronaca, un caso su tutti, quello di una ostetrica cinquantenne che al Cafoncello avrebbe rubato, pensate, 2.000 euro dal borsello del marito di una paziente che stava partorendo. Partiamo da qui. Ha approfittato del momento più bello per una coppia, la nascita di un figlio. L'emozione e la naturale disattenzione del marito che stava assistendo la moglie partoriente nella sala travaglio dell'ospedale Cafoncello sono stati gli ingredienti che hanno portato un'ostetrica a rubare 2.000 euro dal borsello dell'uomo. Nei guai è finita una cinquantenne dipendente da più di 10 anni dell'ULSS 2 che è stata denunciata per furto pluriaggravato. Per fortuna è un caso isolatissimo, le mele marce esistono, ma quello che è importante è che sia stata segnalata dagli operatori e sia stata sostanzialmente isolata. Secondo le indagini della squadra mobile, quella notte l'ostetrica aveva invitato l'uomo a riporre nel bagno della sala travaglio il borsone della moglie contenente i vestitini del nascituro e nella circostanza lo aveva altresì inspiegabilmente invitato a riporre anche il suo borsello personale, nel quale poi un collega l'aveva sorpresa a controllare all'interno mentre dava le spalle al legittimo proprietario. Per ora nessun provvedimento da parte dell'ULSS. Nel momento in cui fosse chiaramente colpevole e quindi avessimo ovviamente una sentenza rispetto a questo da parte della magistratura, noi abbiamo l'obbligo ovviamente di sospensione o addirittura licenziamento della persona. La donna intanto nega tutto, ma nei giorni scorsi è stata convocata in questura per la notifica dell'avviso conclusione delle indagini preliminari emesso nei suoi confronti dalla locale procura della Repubblica. Intanto il direttore generale lancia un appello in ospedale, dice possono entrare tutti. Noi ai ricoverati, le persone che sono ricoverate, consegniamo appunto un contenitore dove questo può depositare tutti i suoi effetti personali, quindi dall'anello all'orologio eccetera eccetera, in modo da evitare che qualcuno non li sottragga al legittimo proprietario. Vi raccontiamo adesso un'altra vicenda paradossale, quella di un 19enne arrestato 2 volte in 48 ore. È stato pizzicato nuovamente in flagranza di reato. Dopo solo 48 ore dall'arresto è tornato nuovamente in manette. Si tratta di un 19enne processato solo ieri e rimesso in libertà. Era stato fermato in zona Fiera mentre stava rubando un'auto. Scoperto dallo stesso proprietario, era poi scappato. Una fuga durata poco perché il giovane era stato bloccato dalla polizia. Una volta tornato libero, poche ore dopo, ha pensato bene di rimettersi in attività, illecita ovviamente. Questa volta con la complicità di un altro ragazzo di 20 anni. Entrambi
Entrambi sono stati arrestati all'alba di oggi dai carabinieri di Treviso in un piccolo comune alle porte di Treviso. L'accusa è tentato furto aggravato di autovettura in concorso. I due sono stati trovati in possesso di coltellini probabilmente utilizzati come attrezzi del mestiere per scardinare serrature e cilindretti di accensioni delle auto. Fondamentale anche in questo caso il contributo del proprietario del veicolo, un'utilitaria, che accortosi del tentativo di furto in atto nei pressi della sua abitazione è intervenuto impedendo la fuga dei due e segnalando al 112 l'accaduto. I due sono stati giudicati questo pomeriggio per direttissima. Per il 19enne, arrestato 2 volte, ora è scattata la custodia cautelare in carcere. Il complice di 20 anni invece ha il divieto di dimora in provincia di Treviso. Dopo anni di maltrattamenti, una donna ha deciso di denunciare il marito violento, ma si è dovuta rivolgere a un'associazione per avere supporto. Questa è la sua storia. È cominciato con anni di terrore e manipolazione. Io ho sempre pensato di poterlo cambiare e quindi ho sempre cercato di assecondarlo. Una storia che dura da 14 anni, quella che in questo servizio chiameremo con il nome di Maria, che ha sporto denuncia ai carabinieri per i maltrattamenti subiti. Mi picchiava, diciamo che ha cominciato chiudendomi in stanze e sbattendomi contro il muro, eccetera, eccetera. Poi negli ultimi 3 anni è proprio peggiorata con proprio schiaffi, pugni, testate, mi ha chiuso il braccio nel cofano della macchina con fatti molto più gravi. Vorrebbe ricominciare Maria, che ha chiesto l'aiuto di un'associazione, ma gli ostacoli sembrano essere molti. Abbiamo un caso di una ragazza che sta subendo violenza da anni, abbiamo un codice rosso attivato, ma che inspiegabilmente viene bloccato da un imbuto che non capiamo a che livello sia. Quindi la ragazza sta venendo vessata in continuazione da un marito che si è trasformato in uno stalker. Ci sono delle minacce audiovisive, c'è l'intervento delle forze dell'ordine che però sembra che non portino a nulla. I figli della coppia sono stati affidati momentaneamente al padre perché la donna è scappata di casa in preda alla paura, ma la preoccupazione per come andrà a finire si tocca con mano. E dopo 1 mese e mezzo è dovuta scappare, consigliata anche dalle forze dell'ordine, quindi questo procedimento che adesso sembra che le si ritorca contro è stato consigliato dalle forze dell'ordine, si prenda un bread and breakfast e se ne vada. Quindi lei ha fatto semplicemente quello che le è stato detto di fare per salvarsi la vita. Adesso questa cosa, il fatto che i figli siano ancora con il padre, è inspiegabile. Lavoro in nero e sfruttamento della manodopera. Questa mattina in prefettura a Treviso la presentazione del rapporto Moressa sull'economia dell'immigrazione. I colli del Prosecco, dice il prefetto, sono a rischio agrimafia. Il rapporto agromafia si cita la provincia di Treviso per la zona del Valdobbiadene, però questo non significa che tutta la zona è infestata dal fenomeno del caporalato. Ci sono state delle evidenze dei casi in agricoltura che sono stati prontamente repressi dalle forze di polizia. Il fenomeno esiste ma è monitorato, assicura il prefetto di Treviso, nel giorno in cui la Fondazione Moressa presenta i dati sull'economia dell'immigrazione. I colli del Prosecco in Veneto sono quelli a maggiore rischio illegalità, con la zona di San Bonifacio nel Veronese. Il report Agrimafie 2022 li cita espressamente, accanto ad Amantea in Calabria, patria delle cipolle di Tropea, e Cassabile, la zona siciliana dove si coltivano patate e fragole. Questo non toglie che possono verificarsi in altre zone della provincia o in altre province o in altre regioni, ovviamente del nord Italia. Lavoro nero e sfruttamento della manodopera riguardano però anche altri comparti. Illegale spesso è l'intera attività d'impresa. Mi sembra che sia più diffuso quello dei laboratori tessili, dove anche prosperano, si fa per dire, le imprese cosiddette apri e chiudi. Sono fenomeni molto gravi, in primis perché ledono la dignità della persona che viene sfruttata e poi perché alterano la concorrenza sul mercato. Quindi occorre, laddove ci si accorge del fenomeno, denunciare e da parte delle istituzioni aumentare le forme di sorveglianza.
Questi dati patologici, però il fenomeno, quello dei lavoratori che arrivano dall'estero, è un fenomeno che incide sempre di più sull'economia reale della nostra regione della Marca. In Veneto abbiamo 500.000 stranieri residenti, per la maggior parte lavoratori, quindi contribuenti che pagano le tasse e contribuiscono a quasi il 12% del PIL regionale, con picchi ancora superiori in settori come l'edilizia, l'agricoltura e la ristorazione. In termini assoluti, il valore aggiunto prodotto dai lavoratori immigrati nella nostra regione è di oltre 17 miliardi di euro, manodopera che vale 998 milioni di IRPEF, il 12,5% dei contribuenti totali regionali. Il picco si registra nelle zone del Veronese e della Pedemontana Trevigiana, dove l'incidenza di stranieri residenti raggiunge il 17%, come a Conegliano e Cornuda. Più in generale, dal 2020 al 2021 le quote di lavoratori dall'estero in Veneto sono aumentate da 10.000 a 23. Dopo la pandemia del resto è cresciuta la richiesta di risorse umane, alcune introvabili sul territorio. Per evitarne lo sfruttamento, la prefettura di Treviso, con una serie di soggetti, ha avviato Treviso Network, servizi in rete per la legalità del lavoro. L'intendimento è quello di proseguire in questo progetto, intant'è che ne è stato presentato e si spera che venga finanziato una prosecuzione con estensione alla provincia di Belluno anche delle iniziative che si sono realizzate con questo progetto. La stessa direzione distrettuale antimafia, con il colonnello capo Stefano Caporossi, ha confermato come il 6-7% delle imprese in Veneto sia illegale, dal tessile all'edilizia, un fenomeno ancora sommerso che fa leva proprio sulla manodopera più fragile. Torniamo sull'allerta per il caso di TBC al Duca degli Abruzzi. Siamo a Treviso questa mattina, i test Mantù. Oggi abbiamo testato i ragazzi e gli insegnanti che potrebbero aver avuto un contatto con la professoressa. Abbiamo testato, stiamo finendo, 5 classi nella sede centrale e una classe qui nella sede periferica e poi gli insegnanti, colleghi della professoressa. Stamattina nelle sedi del Duca degli Abruzzi, in centro a Treviso e in via San Pelaio, test Mantù per 180 persone, 150 studenti e 30 docenti dopo il caso di TBC riscontrato in una professoressa. Lo ripeteremo tra 2 mesi in modo tale di vedere se delle infezioni che non si riscontrano ora se saranno riscontrate tra 2 mesi. 2 mesi è solitamente il tempo di incubazione della malattia. Nel caso qualcuno dovesse risultare positivo sarà sottoposto ad una terapia profilattica perché, ricorda il dottor Bonsembiante, la positività indica che si è contratta l'infezione ma non la malattia. La settimana scorsa erano stati sottoposti al test Mantù 5 familiari della docente, risultati tutti negativi, e questo induce ad un cauto ottimismo considerando che l'insegnante durante le lezioni indossava sempre la mascherina. Giovedì mattina si conosceranno gli esiti dello screening. Il caso di tubercolosi arriva in un momento particolarmente caldo, con un aumento di casi di influenza stagionale e il Covid che non molla la presa. Oggi in Veneto picco di contagi con oltre 5.400 nuove positività. Dall'ULSS 2 un appello a sottoporsi al vaccino sia contro l'influenza sia contro il Covid. E a proposito di vaccino anti-Covid, a giorni sarà disponibile un siero per i bimbi tra i 6 mesi e i 4 anni. Se nell'adulto sono contenuti 30 microgrammi di antigene, sostanzialmente nei più grandicelli dei bambinetti dai 5 ai 12 anni sono 10 microgrammi, qui ne sono contenuti 3. Poteva avere conseguenze peggiori l'incidente avvenuto questa mattina a Motta di Livenza, dove una cittadina di origini bengalesi alla guida di un'autovettura non ha dato la precedenza al veicolo condotto da un cittadino romeno che aveva già impegnato la careggiata. Poi, dopo l'urto, che fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche gravi, si è allontanata senza fermarsi dal luogo del sinistro. I carabinieri della tenenza di Oderzo l'hanno però rintracciata poco dopo, trovandola senza patente. A carico della donna è scattato così il fermo del veicolo per 3 mesi e una maxi multa da 5.500 euro. E a proposito di sicurezza stradale, mercoledì il tavolo interministeriale convocato dal vice premier Salvini. A quel tavolo fate sedere anche noi, dicono le associazioni del territorio.
Faremo la prima riunione operativa col ministro della scuola Giuseppe Valditara e il ministro degli interni Matteo Piantedosi settimana prossima al mio ministero, perché le stragi sulle strade, soprattutto quelle extraurbane, sono indegne di un paese civile. Così il vice premier Matteo Salvini ha annunciato per mercoledì prossimo il tavolo tecnico sulla sicurezza stradale. Il ministro aveva anticipato l'idea di un confronto all'indomani della tragedia di Alessandria. La volontà, aveva spiegato lo stesso Salvini, è quella di rivedere un codice della strada vecchio di 30 anni, inasprire le sanzioni e promuovere politiche di prevenzione. Sul tavolo alcune proposte, come un'ulteriore stretta per chi si mette al volante drogato o ubriaco e provoca incidenti mortali. Proposte accolte favorevolmente dalle associazioni dei familiari delle vittime della strada. Che questo sia solo un inizio di mettere in pratica veramente qualcosa, a me non mi interessa di che partito siano, a me interessa che davvero abbiano o stiano incominciando a prendere a cuore la situazione. E da Romina Ceccato un appello. Quando fate questo tavolo rotondo, fate sedere in mezzo, che tanto noi non abbiamo una peste, siamo delle persone che sappiamo esprimervi forse il nostro dolore e forse spiegarvi che come viviamo la situazione, come ci sentiamo presi in giro quando vediamo le leggi non messe in pratica. Grazie al coinvolgimento di alcuni parlamentari veneti, presto potrebbe esserci questo faccia a faccia invocato dalla presidente di Alba. Andremo insieme sia con l'onorevole Giorgio Andreuzza e anche con loro, andremo a parlare con il ministro, io vorrei essere lì, a parlare sia con il ministro e anche con il Presidente del Consiglio. La cronaca sindacale ci porta al Parco Hotel Villa Fiorita di Monastir. Ci aspettiamo che la famiglia ritiri la procedura e che congeli i licenziamenti. Attendono una risposta e contano sia positiva dal gruppo Sogedin SPA i sindacati sull'annunciato esubero di 7 dipendenti al Parco Hotel Villa Fiorita di Monastier, che ha deciso di trasformare la propria attività in stagionale, tenendo aperto solamente da aprile a settembre. Abbiamo chiesto il ritiro della procedura e di ricollocare chi attualmente è oggetto di questi licenziamenti nelle altre società del gruppo. L'azienda ci ha preso atto delle nostre richieste e ci darà una risposta entro questa settimana. Noi, insieme alla CISL, quindi Filcams e Fisascat CISL, siamo contrari alla stagionalizzazione delle strutture turistiche, siamo per il lavoro di qualità tutto l'anno. Chiaro che se il gruppo, che gestisce tra le altre anche la casa di cura Giovanni XXIII e la casa di riposo Villa delle Magnolie, non assorbirà i 7 esuberi in altre strutture, i sindacati prenderanno ulteriori provvedimenti. Apriremo lo stato d'agitazione qualora le nostre proposte non venissero accolte dalla proprietà, coinvolgendo tutte le società del gruppo. Il caso di Villa Fiorita la dice lunga sulle difficoltà del comparto turistico provato dal Covid e dal caro bollette. Crediamo che servano investimenti, serva ragionare di un sistema e non solo dei casi isolati, perché solo così riusciremo a garantire lavoro di qualità e piena occupazione. A Treviso il sindaco Conte annuncia l'ordinanza antivoti. Stop ai botti di Capodanno su tutto il territorio comunale di Treviso. Anche quest'anno il sindaco Mario Conte ha firmato l'ordinanza che vieta dal 30 dicembre al 6 gennaio l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici. Anche questo è un cambio culturale, nel senso che nel 2022 possiamo festeggiare il nuovo anno senza andare a disturbare la comunità animale, senza rischiare tra l'altro di farsi male andando a intasare di conseguenza gli ospedali. Spesso nel periodo tra Capodanno e l'Epifania si verifica un uso incontrollato di fuochi d'artificio con conseguenze negative per la tranquillità di anziani, bambini, ma anche degli animali domestici che a volte spaventati riescono a scappare da giardini e cortili con i conseguenti rischi legati alla sicurezza stradale. Possiamo festeggiare e salutare il nuovo anno in tanti altri modi, aggiunge il sindaco Conte, che ricorda che ci saranno controlli per far rispettare l'ordinanza. Faccio un appello di responsabilità e senso civico ai nostri cittadini, perché anche se in barba all'ordinanza qualche botto lo possono far esplodere, però di certo non aiutano gli animali, non aiutano se stessi.
Domani lo sciopero generale regionale indetto dalla CGIL, sono annunciati disagi in vari settori, dalle scuole al servizio di raccolta rifiuti che non è assicurato. Contarina ricorda che saranno garantite le prestazioni minime indispensabili, quindi case di riposo, ospedali, scuole, stazioni, caserme. Disagi potrebbero esserci anche per i servizi sanitari regionali. Temperature impicchiate, prime gelate ma anche primi fiocchi bianchi, attivato il piano neve della provincia di Treviso in azioni mezzi in 400 km di strade provinciali che hanno distribuito 100 quintali di sale, primi sgomberi, neve in montagna nelle zone del Monte Grappa, Passo San Boldo e Alpago Cansiglio. Adesso ritorniamo sulle parole più significative pronunciate dal patriarca Moraglia nel corso della messa di Santa Lucia che la nostra emittente ha trasmesso oggi pomeriggio in diretta. Lucia vergine, Lucia martire, Lucia giovane donna, Lucia che non ha degli incarichi particolari nella Chiesa, ma che è l'immagine della Chiesa fedele, è l'immagine della Chiesa vergine, cioè integra nella fede. Lucia ha donato la vita, è stata una giovane donna di speranza, diventa un modello che dobbiamo cercare di incarnare nel nostro oggi. Per questo ci rivolgiamo di nuovo oggi con fiducia alla sua intercessione, per questo chiediamo nella preghiera il dono di superare con forza ogni male per raggiungere alla gloria del cielo. Pubblicità fra poco.